Questa trasmissione è offerta da Come il Stile. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a powerful with a little bit of tender and emotional sexual. Buonasera e benvenuti a Telefriuli Estate. Ripartiamo per seguire gli eventi in regione, ma anche per valorizzare le peculiarità del territorio del Friuli Venezia Giulia. Partiamo da Udine. Dall'8ª edizione della Notte dei Lettori è partita ieri con gran successo. Ce lo svela subito il perché di questo successo l'assessore alla cultura di Udine, Fabrizio Cigolot. Buonasera e benvenuta, anzi grazie a lei che ci accoglie in questa splendida location. Bene, grazie e benvenuta a Telefriuli, Alexis che è qua con noi. Il perché del successo? Prima perché la città di Udine è una città che legge, ama il libro, ama la lettura. Primo motivo, quindi i nostri concittadini che hanno voluto, come dire, accogliere la proposta che l'amministrazione comunale ha voluto fare quest'anno direttamente. Secondo, l'organizzazione di questo festival del libro e della lettura, due bravissimi direttori artistici, Martina Del Piccolo e Paolo Medeosi, che hanno confezionato un programma straordinario, non hanno dimenticato niente e hanno coinvolto tutti, e quindi non hanno dimenticato alcun luogo della città, quindi la festa si è estesa territorialmente e poi hanno coinvolto tante persone, quelli che si sono appunto cimentati sul palco principale che è questo della Loggia del Lionello, ma anche nelle biblioteche, nelle librerie. I protagonisti sono stati i librai, i protagonisti sono stati gli editori, c'è stata una riuscitissima anteprima della Notte dei Lettori in diversi comuni dell'Interland udinese che fanno parte del sistema bibliotecario, e quindi c'è stato tutto un come dire, concorrere di forze e di entusiasmi. Confesercenti, Confcommercio, le associazioni di categoria hanno proposto i piatti nelle osterie, insomma hanno veramente come dire, fatto scoppiare un fuoco d'artificio dentro l'altro, che è un po' il motivo che ricorre anche nelle immagini di questa Notte dei Lettori. Esatto, un bel connubio, cultura ma anche enogastronomia, no? C'è stato questo bel connubio, però è una Notte dei Lettori dedicata a Paolo Marensi. Grande Paolo, purtroppo, che ci ha lasciato, l'abbiamo ricordato ieri sera in due momenti. Alberto Garlini ha illustrato la straordinaria originalità e la profondità del tema della variante di Lüneburg, il suo romanzo più famoso, tradotto in mezzo mondo con grandissimo successo. E poi questa Giulia Mazza, questa ragazza che ci ha toccato, ci ha commosso, perché lei, sorda dalla nascita, è riuscita ad imparare a suonare il violoncello. Voi potete immaginare cosa significa aver compiuto questo percorso, che prima si è sviluppato attraverso delle tecniche particolari e poi lei ha arricchito anche con la sua come dire, straordinaria volontà e straordinarie doti, e quindi ha suonato Canone Inverso, che è un secondo dei grandi romanzi di Paolo Maurensic, scritto da Ennio Morricone, proprio qui sul palco della Loggia del Lionello. Sono stati momenti molto toccanti e che però, posso dire, Paolo Marensi meritava. Momenti che rivivremo poi in una clip, abbiamo il video, quindi lo vivremo assieme e ci racconterà nel dettaglio il programma Martina Del Piccolo, la direttrice artistica assieme a Paolo Medeosi. Ma cosa significa questa Notte dei Lettori per la città di Udine? Anche perché questa è un'iniziativa che generalmente si teneva a fine maggio. È una novità per voi a luglio? Sì, è una novità peraltro dovuta, perché le disposizioni in materia di contenimento della pandemia ci hanno consentito di riprendere le attività dal vivo solo alla fine del mese di maggio e primi di giugno.
Poi abbiamo avuto dei grandi festival, chiamiamoli così, delle grandi rassegne, quindi nella nostra città abbiamo ospitato Vicino Lontano, quasi in concomitanza col Far East Film Festival, e poi abbiamo dovuto dribblare non solo questi grandi momenti culturali della nostra città, ma anche i mondiali di calcio, scusate, gli europei di calcio, ecco, e quindi ci siamo inseriti in questo weekend con fortuna, ecco, io posso dire con fortuna, perché anche il tempo ci ha assistito e si sta davvero bene qui, ecco, sotto la loggia del Lionello insieme, e ci saranno anche questa sera dei momenti veramente coinvolgenti, ecco. Faremo una riflessione con i direttori artistici e con la responsabile della biblioteca, la dottoressa Cristina Marsili, che permettetemi, io vorrei ringraziare, perché insomma, se tutto questo ha avuto successo è che lei con tutti i suoi collaboratori della biblioteca si sono davvero impegnati a fondo, con la dirigente, con tutti, ecco, sono stati generosissimi, non si sono risparmiati in nessun momento. E quindi faremo una riflessione per l'edizione dell'anno prossimo, per la quale posso già dire che c'è tutto l'interesse di questo Comune a riproporsi come soggetto attuatore, anche grazie al supporto della Regione. Quest'anno abbiamo avuto un supporto molto significativo dall'assessorato alla cultura della Regione, che ci ha aiutato a confezionare chiaramente un programma robusto, insomma, ecco, questo bisogna dirlo. E poi vedremo quando è il caso di collocare questo nostro evento, che comunque manterremo e svilupperemo. Ragioneremo ovviamente sempre con il sistema bibliotecario dell'Interland udinese, del Friuli centrale, con l'amico assessore alla cultura Paolo Montoneri, assessore del comune di Pasian di Prato, che è presidente appunto del sistema bibliotecario, e anche con tutti gli altri partner, perché come lei insegna che segue sport, la squadra vincente non si cambia. Il programma è davvero ricco e poi entreremo nel dettaglio appunto con il direttore artistico, però prima di mandare la clip dedicata alla città di Udine, perché vogliamo promuovere anche Udine e le sue bellezze in questa clip, volevo chiedere all'assessore il libro che sta leggendo adesso, oppure il libro che lei preferisce? Allora, il libro che sto leggendo adesso, che per in realtà ho finito di leggere, è un diario dal carcere di Segoleh Golem, che è una ragazza iraniana, una giornalista e attivista che è stata ingiustamente incarcerata dal regime di Teheran, e racconta le sue vicende di giovane ragazza nel carcere iraniani. È davvero molto toccante. Perché segnalo questo libro, al di là del fatto che è un libro e che lo leggo io e che è un libro che comunque coinvolge, è perché sono stati i librai di Udine con la loro associazione a volerlo editare direttamente, sì, ed è secondo me molto significativo questo, perché Udine è una città che legge, perché ci sono i lettori, ma perché ci sono i librai, ci sono gli editori, queste realtà molto vive ed attive, ecco, e quindi io dico questo anche per rendere merito a questa iniziativa di tutte le librerie di Udine, che veramente meritano un applauso per quanto ha voluto realizzare. Grazie Assessore. Udine è una città di lettori, ma è una città anche molto bella, quindi presentiamola anche questa scheda. Udine è una cittadina con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi, da Piazza Libertà, definita la più bella piazza veneziana sulla terraferma, a Piazza Matteotti, che tutta contornata da portici sembra un salotto a cielo aperto. Si osserva la carrellata di antichi e colorati palazzi che annunciano lo spirito di Udine. Sul colle della città sorge il castello, da cui si intravedono i tetti della città, le montagne che la circondano e verso sud il mare Adriatico. Udine nel Settecento fu la città di Gian Battista Tiepolo, che qui raggiunse la sua maturità artistica. Oggi si possono ammirare i suoi capolavori nelle gallerie del Tiepolo, nel Duomo, nella Chiesa della Purità. Oggi Udine è una città aperta alle innovazioni, pur legando la sua immagine a osterie autentiche, dove si celebra uno dei riti più amati, ossia la degustazione di un calice di vino, Tayut, da assaporare in un'atmosfera conviviale. Sapori inconfondibili, eventi culturali e feste della tradizione, musei per tutti i gusti completano l'offerta di questa bella città. A baciare, a baciare.
baciare belle fantatte. Abusa fantati sbieli. A baciare belle fantatte. Questa è Udine nella presentazione, bellissima città che presenta l'8ª edizione della Notte dei Lettori. Partita ieri, qui con me Martina Del Piccolo, direttore artistica di questa 8ª edizione che ha avuto un grandissimo successo. L'assessore è contento, l'abbiamo detto in apertura, ma partiamo dall'inaugurazione perché anche quella è stata davvero una bellissima presentazione anche del Conservatorio Tomadini. Allora, intanto grazie Alexis, grazie a Telefriuli di essere qui con noi nella Notte dei Lettori. È stato un inizio magico, è stata la musica e sono stati i giovani a dare là all'8ª edizione del festival con un ensemble di ottoni che qui ha riecheggiato sotto la loggia, è stato come un richiamo per la città, per questa 8ª edizione. Abbiamo parlato di Udine città che legge, abbiamo rinnovato il patto per la lettura che è stato firmato via via dagli ospiti e poi ancora abbiamo parlato di Udine come custode del Codice Florio, che è uno degli 800 manoscritti della Divina Commedia presenti al mondo. Perché questo? Perché l'edizione di quest'anno è dedicata a Paolo Maurensic, ma nasce sotto l'ispirazione del tema dantesco, il 700° anno di Dante, quindi della morte di Dante, e poi ancora sempre ieri abbiamo avuto il professor Valerio Vernesi che ha fatto un viaggio nell'iconografia artistica riferita proprio alla Divina Commedia. È stato molto affascinante. Questo è l'anno di Dante, abbiamo suddiviso la città in gironi danteschi, 16 gironi, in ogni luogo ci sono incontri per i piccoli, per i grandi, i protagonisti sono ovviamente i lettori e poi c'è anche un girone speciale, il girone dei golosi. Abbiamo chiesto alle osterie di aderire e c'era una condizione ben precisa, quella di portare un piatto a tema dantesco e si sono sbizzarriti con fantasia e creatività, ben 18 osterie hanno aderito. Vi dico il nome di un piatto: fatti non foste per vivere come bruti ma per mangiare fagioli e bere vino. Beh, dopo li presenteremo alcuni piatti del girone dei golosi. Questo è il girone Loggia del Lionello però, giusto? Ed è qui che diversi spettacoli, anche adesso in live, quindi chiedo a Martina Beraldo e la regia di Tiziano Campigotto di proporre anche in live questa Radio Magica Live, giusto? Radio Magica Live, Radio Magica è magica, è speciale perché si dedica proprio ai bambini e ai ragazzi speciali, il tema dell'inclusione che è proprio dentro anche l'idea del festival, questo amor che muove il sole e le altre stelle che abbiamo scritto nel cielo delle locandine, è proprio questo, un rendere partecipi tutti e quindi c'è questo spettacolo con Paolo Cossi, l'illustratore, che dal vivo dipinge con l'acquerello e quindi vengono illustrate queste mappe parlanti del territorio, tra l'altro del Friuli, quindi è una cosa molto bella, con le musiche e le letture dei ragazzi. Martina rimane qui con me perché adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ma dovremo lanciare un'altra clip dopo. Non ve lo svegliamo subito, ci vediamo tra poco a Telefriuli Estate. Eccoci qua di nuovo assieme in diretta a Telefriuli Estate da Udine per l'8ª edizione della Notte dei Lettori, sempre con me Martina Del Piccolo per raccontare quello che è successo nella giornata di ieri. C'è stato un momento molto emozionante, l'ha anticipato prima l'assessore Cigolot, la performance della violoncellista Giulia Mazza. C'è una storia dietro a lei, vero? Sì, è stata una serata emozionante dedicata proprio tutta a Paolo Maurensic perché tutto il festival è dedicato a lui e abbiamo ricreato un pochino quella che è la storia di Giulia da una parte, quindi la musica nel silenzio di Giulia Mazza, abbiamo capito e ascoltato le sue vibrazioni che sono vibrazioni del corpo perché lei percepisce prima le vibrazioni del suono vero e proprio. È stata una storia umana e musicale che abbiamo
intrecciato insieme al canone in verso di Paolo Maurensi. Ho avuto io modo di dialogare con lei, di leggere dei passi tratti dal romanzo, che è stato il secondo romanzo di Paolo Maurensi, da cui poi è stato tratto il film diretto da Ricky Tognazzi con la colonna sonora di Ennio Morricone. E allora ecco che Giulia, tra i suoi pezzi, ha anche suonato per noi col suo violoncello. Tra l'altro il violoncello è uno strumento suonato anche da Paolo Maurensi, quindi c'era anche questo filo che li univa. Il romanzo è incentrato sulla musica, sul violino, sul rapporto proprio con la musica, che è anche metafora di vita per lui, e quindi è stata una serata emozionante che poi è culminata proprio nel momento in cui lei ha omaggiato così Paolo Maurensi. Allora facciamo vivere anche ai nostri telespettatori questa emozione nel servizio che abbiamo preparato, e poi ritorneremo in diretta da qui e vi presenteremo altri ospiti, altre iniziative legate alla Notte dei Lettori. Tra pentagrammi e tasselli di vita tutti da ricostruire, e solo alla fine verrà svelata l'identità del misterioso acquirente del violino. Chissà, forse appunto il messaggio è anche che questo contrappunto, questo canone inverso è quasi una schizofrenia, è quasi una follia, eppure questa follia produce trama, produce emozioni. Ora Giulia ci farà ascoltare quel canone inverso di Ennio Morricone, colonna sonora del film tratto dal romanzo. Nuovo in diretta da Udine con Remo Politeo, che è il presidente dell'Associazione delle Librerie nel comune di Udine. Questo momento molto atteso per Udine, quella della Notte dei Lettori, è vero, è così? Sì, è verissimo, ormai all'8ª edizione un po' tutti gli udinesi e non solo si aspettano questo momento. Quest'anno è arrivato un po' più tardi rispetto al solito, però insomma la città lo stava aspettando e mi sembra che stia rispondendo bene. Ed è un'occasione anche per comprare più libri, questa è una sensazione che ha anche lei oppure no? Beh, allora, diciamo che Udine è una città che compra molti libri, il Friuli è la regione che legge di più in Italia e Udine eccelle anche all'interno della nostra regione. È un'occasione sì, perché ci sono molti protagonisti, molti scrittori, scrittrici, e quindi magari uno ascolta un incontro, una presentazione e dopo ha piacere di comprare il libro, magari anche autografato, che è quel più. Però lei ha organizzato anche per, voglio dire, intrattenere i più piccoli, ma non solo, una caccia al tesoro. Abbiamo le immagini della partenza della caccia al tesoro degli adulti, ma oggi si è tenuta anche quella dei bambini. Com'è andata e com'è strutturata? Allora, anche questa è una cosa che facciamo già da diversi anni assieme a tutte le librerie della città. Ogni squadra deve studiarsi un libro e poi correre attraverso tutte le librerie della città rispondendo a delle domande di cultura generale e poi delle domande inerenti al libro che hanno studiato. Bisogna essere bravi, bisogna saper ricordare molte cose e bisogna saper correre molto velocemente. Ma qual è il libro che va per la maggiore in questo momento? Se si può dire per la maggiore, nel senso che magari c'è un autore o un titolo che funziona di più in questo momento? Ma diciamo che le classifiche udinesi rispecchiano quelle che sono le classifiche nazionali. C'è il libro della Stefania Auci, la seconda parte della saga dei Leoni,
prima c'era I Leoni di Sicilia, adesso L'Inverno dei Leoni, è appena uscito il nuovo libro di Valérie Perrin, 3, dopo Cambiare l'acqua ai fiori, che è stato un grandissimo successo editoriale e che anche qui in città sta vendendo molto. Quindi diciamo che ci sono poi autori più locali che magari godono del favore del pubblico, però la classifica udinese rispecchia quella nazionale. E lei che libro consiglierebbe? O che libro sta leggendo in questo momento? Devo dirlo, lo dico, è un libro che non so quanti conoscono, però magari è un modo per consigliarlo. Il titolo è Cronorifugio, l'ha scritto Gospodinov, che è uno scrittore bulgaro, uno dei più grandi scrittori europei, che io non conoscevo, nemmeno io. Sto leggendo in questo momento, mi sta piacendo tantissimo, è un libro molto strano, molto poetico, molto visionario, è una lettura che forse stupirà chi si approccerà al testo, ma che lo lascerà sicuramente soddisfatto. Quindi lei lo consiglia in questo momento a tutti oppure magari più agli adulti, cioè che è un genere che è più adatto agli adulti? Sì, direi che è un libro per adulti, sì. Se dobbiamo consigliare i libri per ragazzi forse ormai ho passato l'età, quindi non sono più così indicato. Io la ringrazio per aver partecipato a questa diretta di Telefriuli Estate, quindi Caccia al Tesoro già comunque completata, però ci sono altre iniziative in serata che adesso la nostra Martina ci racconterà. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi ci ritroveremo qui a Telefriuli Estate con altri ospiti e altre iniziative dell'8ª edizione della Notte dei Lettori. A tra poco. Eccoci qua di nuovo assieme Telefriuli Estate in diretta da Udine per l'8ª edizione della Notte dei Lettori. È tornata con noi Martina Del Piccolo, la direttrice artistica, che l'abbiamo disturbata perché stavi seguendo il live di Radio Magica Live. Però noi dobbiamo raccontare un po' come è andata ieri, ma quelle che sono le prossime iniziative, perché siamo alla vigilia della finale, anche finalissima di Italia-Inghilterra, e questa sera qui ci sarà Bruno Pizzul. E non solo, partiamo da Bruno Pizzul però, no? Partiamo da Bruno Pizzul con Ballon e poesie, così abbiamo intitolato questo incontro, perché in fondo insomma il suo modo di raccontare la telecronaca con le sue scodellate, il suo linguaggio è in qualche modo poesia, e poi lui è anche stato professore di materie letterarie, e quindi faremo un viaggio tra letteratura, passione, giornalismo e soprattutto questi europei di calcio. Cade proprio la vigilia della finale, quindi insieme vedremo di parlare dell'Italia e del pronostico. Tra l'altro Bruno Pizzul è richiestissimo in questa vigilia, tutti lo vorrebbero alla telecronaca della finale, e invece è qui a Udine, quindi voi avete questo privilegio di avere qui Bruno Pizzul, che domani sarà a Cormons proprio a fare la telecronaca live proprio nella sua città natale. Ma non solo, perché ci sarà alle 22, se non sbaglio, Maurizio Mattiuzza con La Malaluna, vite, amori, storia e resistenza di una famiglia di frontiera, ed è qui. Ma vuoi presentarlo tu? Sì, lo presento perché è un piacere avere questo recital che nasce, quindi una mescolanza di linguaggi, di musica, di recitazione, di letture, di dialoghi, che nasce da un romanzo che è stato un successo, un romanzo che racconta una bellissima storia, che è una mescolanza di linguaggi, di terra, una storia di confine. Ha ricevuto anche riconoscimenti, grande successo, è un piacere avere con noi Maurizio Mattiuzza e tutto il suo gruppo che sarà qui per il gran finale sotto la loggia alle 22:30. Alle 22:30 da non perdere. Che cosa vedranno gli udinesi qui? Vedranno questo libro trasformato in un flusso emotivo che è fatto di canzoni, di pezzi letti, di riflessioni attorno ai temi che ha già elencato Martina. Dunque vedranno uno spettacolo, chiamiamolo così, multimediale, con la presenza di un ottetto vocale sloveno, Barski Octet, perché questo libro racconta una storia di frontiera dove una canzone tradizionale slovena è il filo, diciamo, conduttore che unisce i destini dei personaggi. Ci sarà Carlotta Del Bianco alla voce, alle letture, al canto, ci saranno
Jacopo Casadio e Davide Sciacchitano della band Luna un quarto, rispettivamente al canto chitarra e al contrabbasso. Ci sarò io a leggere dei pezzi, con noi dialogherà Paolo Patui e poi avremo ospite la meravigliosa voce di Margherita Trusnia, che è una poetessa e cantante slovena, della minoranza slovena, davvero, davvero bravissima. Dunque sarà un viaggio dentro l'anima di questo libro, che è un libro che vuole raccontare questa complessità, questa possibilità anche di vivere assieme, di costruire ponti fra le tante culture di questa regione. Ma chi ha avuto l'idea del recital, di portare un libro su un palco in questo modo? Beh, diciamo che noi siamo abituati a farlo, quindi l'idea è mia e di Carlotta Del Bianco, ma è anche dei musicisti che sono i nostri compagni di viaggio da una vita. Quando il libro è uscito ci è venuto spontaneo, ci siamo trovati e abbiamo detto: costruiamo quello che sappiamo fare, quello che abbiamo sempre fatto, cioè questo viaggio pluriemozionale. Dunque il contributo è quello di tutti, è un'idea che è venuta a tutti noi, insomma. Chiaramente poi va organizzata, in questo il lavoro di Carlotta Del Bianco in regia e di Jacopo Casadio e Davide Sciacchitano agli arrangiamenti certamente è stato fondamentale. Quindi appuntamento alle 22:30 questa sera proprio qui. Quali sono le vostre aspettative? Che richieste fate anche al pubblico che adesso vi sta seguendo in questo momento, ma che magari poi verrà qui questa sera a seguirvi? Ma al pubblico richieste non ne abbiamo, se non quella di venire e di provare a entrare con noi in questa storia, che è una storia che sembra finita molti anni fa, in realtà no, e che soprattutto credo sia un monito per non rivivere nel nuovo millennio i drammi del Novecento, perché è una storia paradigmatica del Novecento, è la storia di una famiglia di frontiera che vive sulla propria pelle tutte le contraddizioni, tutte le difficoltà di un periodo storico che ha segnato questa terra in maniera ineludibile, dal 1917 al 1943. È parte della nostra vita, della nostra cultura, e al pubblico chiederei anche di venire e sentire la voce di tutte queste lingue, friulano, italiano, sloveno, che sarà dentro a questo recital. Ci teniamo molto anche a portare all'attenzione del pubblico questa ricchezza multiculturale che è davvero una delle forze di questa terra. Poi viene voglia di leggere il libro, ma magari anche chi ha letto il libro vuole venire qua a riviverlo in questa versione. Ma lo speriamo, sono molti quelli che hanno letto il libro e vengono, abbiamo anche dei fedelissimi, devo dire, che vengono a tutte le tappe di questo recital. Questa sera andrà in scena in una versione cambiata, perché abbiamo inserito nuovi pezzi per renderlo, diciamo, anche così accattivante e fruibile a chi lo ha già visto più volte. Dunque è anche un'edizione speciale per la notte dei lettori, nuovi brani, nuove canzoni, abbiamo tradotto anche un bellissimo pezzo di Gianmaria Testa in friulano e lo presenteremo per la prima volta stasera, quindi è anche un omaggio a tutta quella che è stata la cultura di resistenza in Italia degli ultimi anni, perché credo che sia importantissimo fare letteratura in molti modi, ma anche con una valenza civile. Noi cerchiamo di fare anche questo, al di là magari della bellezza delle canzoni e delle storie che si raccontano. È bello vedere tutti questi artisti assieme dopo un lockdown che vi ha visto tanto a casa e poco sul palco, quindi anche per voi una ripartenza. Sì, è la prima data dopo 9 mesi, dunque certamente anche per noi è magnifico. Il solo fatto di rincontrarci, fare le prove, tutto questo è stato sicuramente quasi una rinascita, devo dire. Per noi che facciamo questo è stato come rivivere davvero, sì. Quindi grazie mille anche a Martina Del Piccolo, alla direzione artistica della Notte dei Lettori, per averci riportato sul palco così rapidamente, anche sì. Martina è felicissima, mi sembra emozionata solo nel vederti qui. Una domanda che faccio a tutti gli ospiti di Telefilm Estate della Notte dei Lettori. Il libro che state leggendo adesso è un libro che consigliereste? Il libro che sto leggendo adesso è Se l'acqua ride di Paolo Malaguti, finalista al premio Campiello. Lo sto rileggendo perché lo lessi già l'anno scorso. Trovo un libro molto bello, delicato e nello stesso momento forte. Inquadra anche questo una parte del Novecento con grande poesia. E quindi insomma, questo è il libro che sto leggendo. Libri da consigliare ne avrei tantissimi, più che libri direi consiglierei autori che si possono forse riscoprire, uno tra tutti Vasco Pratolini, La costanza della ragione, un romanzo magnifico,
che fu un grande successo a suo tempo ma che è stato un po' dimenticato, e poi i nomi che credo facciano bene sempre al cuore di tutti: Pavese, Fenoglio, Mastronardi, i grandi maestri della letteratura del Novecento. Sì. Grazie Maurizio Mattiuzzi, in bocca al lupo per questa sera, si dice in bocca al lupo, no? Vive il lupo! Una domanda anche a te sul libro che stai leggendo, o forse sei talmente impegnata con la direzione artistica che questi giorni non sei riuscita, però insomma ci sarà un libro che consiglieresti, o più di uno? È come se sto leggendo, nel senso che questa mattina ho riletto insieme a tanti amici durante quella che è stata la passeggiata prustiana alla ricerca del tempo perduto, e ovviamente il ciclo di 7 romanzi di Proust, da cui stamattina abbiamo appunto tratto delle letture, ma il titolo della passeggiata era alla ricerca del libro perduto, perché oggi 10 luglio è il 150° anno dalla nascita appunto di Proust. Se devo consigliare un libro, consiglio il romanzo, l'ultimo romanzo di Paolo Maurensic, Pimpernel. È il nome di un fiore selvatico, è anche la protagonista di questo romanzo. Tra letteratura, cinema, arte è uscito proprio da poco, e quindi io direi che ritroviamo la scrittura di Paolo Maurensic in questo romanzo. E poi perché no, anche La variante di Lunenburg, che ieri sera è stato raccontato da Garlini qui con noi in diretta, o Canone in verso, quindi Maurensic. Martina Del Piccolo è davvero molto brava, e noto anche l'entusiasmo nonostante la stanchezza, perché qui lei non credo abbia nemmeno dormito stanotte, l'emozione si vede negli occhi, perché questa notte dei lettori è tua, possiamo dirla, è di Paolo Medeossi. L'avete voluta voi, l'avete creata voi, ci avete creduto, ed è un successo. Sì, credo proprio che l'entusiasmo, la passione sia il segreto, no? Quel amor che muove il sole e le altre stelle, sentirsi partecipi di una città, parte di una città, condividere la passione per la lettura ed essere contagiosi finalmente, parliamo di un contagio bello e credo sia proprio questo stato il segreto di questo, e poi rendere proprio partecipe tutta la città. Ricordiamo che il festival nasce da un'iniziativa del comune insieme alla biblioteca, insieme a tutte le librerie. Noi citiamo i nomi dei personaggi, quelli insomma importanti, però ci tengo a dire che in ogni luogo, in ogni girone, in ogni libreria ci sono stati, pensate, 50 incontri tutti curati nei dettagli con tanta passione. Una domanda che pongo a tutti e due: questa pandemia, il lockdown, ha avvicinato le persone ancora di più alle letture? Stando a casa si è letto di più, si comprano più libri, si va alla ricerca di letture diverse? Come si è vissuto quel momento, e poi il post-Covid che comunque ci rivede qui nuovamente insieme anche in diretta con Telefilm Estate, ma probabilmente c'è stata una riscoperta della lettura? Sì, sicuramente, quella dimensione intima che è poi, no? Il dialogo col libro, entrare dentro e cercare anche risposte. Molti hanno cercato le risposte in questo momento così, che per noi è stato come un inferno, no? Il buio dell'inferno dantesco è simbolico in questo senso anche per noi, e per tutti poi c'è stato questo desiderio di rivedere le stelle, e anche però di tornare a trovarsi insieme, a raccontare le storie insieme. C'è una parola che Dante usa, che è schiere, che noi abbiamo portato in giro con noi nella fase dell'anteprima della notte dei lettori, e non ci importa se Dante la usa in riferimento dei dannati o dei beati. A noi proprio ci piaceva l'idea di schiera come moltitudine, perché avevamo proprio voglia di ritrovarci insieme attorno alle storie. Un lockdown che ha avvicinato la lettura ma anche la scrittura? Nel mio caso non moltissimo, devo dire, no. Credo che per me la scrittura si nutre moltissimo di occasioni, di incontri, di possibilità di osservare la vita, il mondo, e quindi questo momento in cui tutto questo si era sospeso non è stato per me un momento, diciamo, che ha favorito la scrittura. Ho messo ordine nelle vecchie cose, diciamo, questo è stato anche forse il momento in cui finalmente puoi guardare nel tuo archivio, ma per me non è stato molto produttivo. No, ho ricominciato, devo dire, appena la vita è ricominciata a scorrere. I libri hanno venduto parecchio, lo sappiamo, gli editori ce lo dicono, che
Il mercato del libro è andato molto bene durante il lockdown, però per noi scrittori dipende molto dalla sensibilità di ognuno. Nel mio caso no, devo dire che non ha favorito, e sono molto felice anche che la vita sia ripresa per moltissime ragioni, incluso questa, certo. Io sento un profumino, si stanno avvicinando i piatti danteschi e allora, diciamo così, andiamo in pubblicità perché poi ve li faremo vedere in diretta, quindi ringrazio i miei ospiti, ci vediamo tra poco a Telefriuli Estate. Like I go and fall with a little bit of tender and emotional sexual. It's like I go and fall with a little bit of tender and emotional sexual. Eccoci qua, vedete due dei piatti danteschi qui ci hanno raggiunto perché dovete venire a Udine per provarli e vederli dal vivo. Qui con me Giorgia Alfare, direttore di Confesercenti, proprio per presentarci il girone dei golosi. Questi sono due piatti che poi presenteremo, ma non sono gli unici. No, ce ne sono tanti infatti. Buongiorno a tutti. Inizio prima di tutto vi mando i saluti dal presidente di Confesercenti Marco Zorati, che oggi per altri impegni è assente. Poi ringrazio tutta l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore Fabrizio Cigolotto, per la disponibilità che ci dà sempre su appunto tutte queste iniziative culturali e non solo. Sì, nasce tutto da un'idea della dottoressa appunto Martina Del Piccolo e nasce questo girone dei golosi. Diciamo che appunto con Confesercenti e la neonata Proloco Città di Udine e anche il comitato friulano Difesa Osterie siamo riusciti a creare un itinerario culinario nelle osterie di Udine. Hanno aderito 18 delle osterie e hanno proposto dei piatti ispirati alla Divina Commedia e alle opere di Dante Alighieri. Qua abbiamo proprio due dei piatti con appunto c'è il rappresentante che è appunto il figlio dell'Osteria Il Canarino che presenta il suo piatto. Sì, ci presenterà il piatto. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo preparato questo risotto che abbiamo chiamato Selva Oscura, visto i colori che richiama. È un risotto al nero di seppia con un ragù di coda di rospo, del crescione e una salsa cerfoglio. È richiesto come piatto? Ma vedremo stasera, ieri sera è piaciuto molto ed è stato richiesto, esatto. Sì. Che già nella prima serata ha funzionato bene. Come nasce? Cioè, l'hai ideato tu oppure c'è stata una squadra dietro che ha deciso quali erano gli ingredienti più adatti? L'ho ideato io, ma in realtà lavoro a stretto contatto con mio papà che è il mio socio e mi aiuta in cucina e in sala e quindi c'è stato uno scambio di idee, di informazioni e ci è venuto in mente insomma, una delle cose più iconiche della Divina Commedia che appunto è la Selva Oscura che abbiamo rappresentato in questo modo. Bravissimo, dal Canarino invece l'altro? Abbiamo appunto il signor Trinco dell'Osteria Le Volte che presenta il suo piatto delizioso. Buonasera a tutti. Noi abbiamo pensato di presentare un piatto che all'epoca diciamo, si discostava dalla cucina solita che era carne, soprattutto di selvaggina, di maiale, ma avevano anche dei piatti di pesce. Durante, diciamo, anche lungo le coste veniva cotto questo pesce, tanto pesce veniva fatto in gelatina, altro veniva anche fritto ed ecco che così ho presentato praticamente un piatto di calamari fritti con dei gamberi e delle verdure croccanti. Beh, insomma che vanno sempre quelli. Sì, è un piatto che va per la maggiore perché insomma è appetibile e incontra il gusto di tanti. Complimenti davvero per questa bella idea, complimenti anche a lei perché questo è un ottimo e soprattutto alla direttrice artistica, dobbiamo dire la verità che è stata davvero molto brava assieme a Paolo Medeossi a ideare anche questa iniziativa per valorizzare proprio i prodotti del territorio ma anche appunto i locali del territorio. Infatti vorrei nominare le altre osterie che sono Osterie Staffa, al Vecchio Stallo, da Lucia, al Marinaio, Caucic, da Artico, Chianton Divin, La Torate, alla Ghiacciaia, al Fagiano,
al Coglio, ex provinciali, al Pavone, all'Epre, Quinto Recinto e all'Allegria. Se poi volete andare a leggere tutti i menù che ovviamente sono veramente uno più appetitoso dell'altro, potete andare sul sito www.lanottedelettori.com. Andate, mi raccomando, e soprattutto venite a Udine a provarli, perché noi li vediamo qui in diretta, sicuramente avranno la collina in bocca tutti, non siete aspettati. Adesso andiamo ad assaggiare. Io la ringrazio, Giorgia, grazie davvero, complimenti per questa iniziativa, e mi avvicino a Cristina Marsili, quindi mi avvicino io, sempre stando un po' a distanza giustamente, direttrice della IOPI, responsabile di tutte le biblioteche comunali. Intanto subito i complimenti da parte dell'assessore alla cultura Cigolotti, che a inizio trasmissione, oltre a fare complimenti alla direzione artistica, ha voluto fare complimenti anche a lei per questa edizione e soprattutto per il lavoro che c'è dietro, perché ci sono tanti volontari, ci sono tante persone che lavorano dietro. Quindi complimenti, intanto glieli passo quelli dell'assessore e poi glieli faccio anch'io, davvero complimenti. Grazie davvero, buon pomeriggio a tutti. Beh, è stata un po' una sfida, no? Questa che abbiamo raccolto insieme a Martina e a Paolo, perché come probabilmente ha detto anche chi mi ha preceduto, quando siamo partiti con il lavoro di organizzazione eravamo ancora in una situazione abbastanza ristretta, diciamo così, avevamo ancora il coprifuoco, se così si può dire, alle 22, non sapevamo quali potevano essere le attività che si sarebbero realizzate, né i numeri delle partecipazioni anche. Invece poi per fortuna la situazione pandemica è migliorata e da quel momento appunto Martina ha cominciato a sbizzarrirsi e a proporci insomma numerose attività, oltre a quelle che diciamo come biblioteca comunque organizziamo e proponiamo in maniera particolare. Ci siamo concentrati per quest'anno, visto che le proposte qui in loggia e anche da parte delle librerie erano rivolte soprattutto agli adulti, abbiamo pensato in maniera particolare alla fascia dei piccoli e anche dei ragazzi, no? Per offrire anche a loro delle opportunità di vivere la città in questi 2 giorni. Infatti, ricordiamo anche l'iniziativa di tutte le biblioteche comunali, proprio la notte dei lettori. Sì, allora noi abbiamo avuto ieri pomeriggio i canti viventi, sono stati veramente ragazzi eccezionali, ragazzi fra l'altro delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, che nonostante avessero finito la scuola, c'erano dei ragazzi di terza media che avevano appena finito gli esami, dei ragazzi delle scuole superiori che hanno proprio impersonificato nel giardino di sezione ragazzi i canti della Divina Commedia. Avevamo Caronte, avevamo i Suicidi, avevamo Paolo e Francesca, avevamo Ulisse, e subito dopo c'è stato DJ Tubet che ha fatto appunto un regalo ai ragazzi che erano intervenuti e a tutti coloro che hanno voluto assistere alla sua performance proprio dedicata a Dante, no? Perché il tema appunto è stato quello dantesco e questo insomma abbiamo sostenuto. In questo momento ai Giardini Loris Fortuna da Matrà con Nella Selva Oscura, sempre un'attività di lettura dedicata ai bambini e alle famiglie. Poi ci sono state le storie della buonanotte con i lettori volontari ieri sera e anche 2 attività per adulti, gli abitanti di Arlecchinia e poi il gruppo di lettura al femminile Libramoci, che ha parlato invece, ha fatto un racconto intorno a quella che è la figura di Elsa Morante. Come ci si può avvicinare ai bambini alla lettura? Credo che c'è chi nasce già magari con la voglia di leggere, c'è chi invece un po' meno e già deve studiare a scuola e non ha voglia, però insomma anche queste iniziative aiutano ad avvicinare i bimbi alla lettura. Allora, i bambini sono pronti a ricevere immediatamente quelle che sono le nostre proposte. Non so, avete mostrato anche l'attività che si sta svolgendo in questo momento con Radio Magica, anche qui sono i bambini protagonisti, sono loro che leggono. E quando noi leggiamo ai bambini ci rendiamo subito conto che c'è un'empatia, una partecipazione dei bambini. Forse siamo noi adulti che magari quando arrivano all'età di avere 6-7 anni, quando cominciano loro a imparare a leggere, diciamo ma adesso sai leggere da solo, non serve che ti leggiamo più. Invece ascoltare le storie è bello a qualunque età. Anche noi ieri sera quando eravamo qui con Garlini che ci raccontava ad esempio Canone in verso, anche quando eravamo qui ieri pomeriggio con Teatro Incerto che ascoltavamo di fatto tutto quello che noi ascoltavamo
ascoltiamo dal teatro alla musica sono storie, così come le regaliamo ai bambini, ce le regaliamo a noi adulti. Quindi se noi con i bambini cominciamo fin dalla più tenera età a suggerire le letture, fra l'altro la letteratura per l'infanzia è una letteratura eccezionale, veramente offre grandissime opportunità e leggiamo ai nostri bambini. Faccio una domanda che ho fatto anche prima a Martina e agli altri ospiti. Qual è il libro che sta leggendo adesso, il libro che consiglierebbe magari anche ai più piccoli che si stanno avvicinando al mondo della lettura? Allora, in questo momento sto leggendo il libro di Rita Charbonnier, Figlia del cuore, e Rita è una delle ospiti e mi incuriosiva appunto questo titolo, Figlio del cuore, tratta di un'adozione, di un affido e poi di un'adozione, quindi insomma di una tematica anche molto attuale, quindi quello lo sto leggendo, speravo di riuscire a finirlo, ma altri impegni mi hanno impedito di... Beh, per i bambini, per i più piccoli veramente c'è un'infinità di proposte. Quella che ricordo di più anche quando leggevo ai miei bambini, ad esempio A caccia dell'orso, è un libro veramente intramontabile, leggetelo, che è veramente spassosissimo. Quanto è importante la notte dei lettori anche per le biblioteche del territorio? Tantissimo. Noi durante il periodo della pandemia, a parte 2 mesi, siamo sempre stati aperti al pubblico, ma con modalità ovviamente che sono completamente diverse rispetto a quella che è modalità abituale, no? L'utente che entra in biblioteca, che chiede al bibliotecario consiglio, invece ora facciamo tutte le attività su prenotazione, le persone vengono a ritirare i libri al di fuori della biblioteca, quindi questo è veramente un modo per far rivivere nuovamente la città e anche la nostra biblioteca, auspicando appunto che si possa avere delle possibilità sempre maggiori di far entrare i cittadini all'interno delle nostre biblioteche. Anche lì ci sono naturalmente dei limiti adesso. Certamente abbiamo ovviamente un numero contingentato di accessi e tutti i servizi sono su prenotazione, anche se, come abbiamo avuto modo di dire, c'è la possibilità di utilizzare anche altre modalità di accesso al materiale della biblioteca. Molto è stato digitalizzato da un punto di vista delle ricerche storiche, ad esempio i periodici locali, i manoscritti sono stati digitalizzati e sono fruibili nel nostro sito online, e contemporaneamente siamo abbonati ad una piattaforma di prestito digitale che è Media Library Online, che consente ai nostri utenti di scaricare gratuitamente gli ebook e nello stesso tempo anche ad esempio di leggersi il giornale in maniera integrale direttamente da casa, basta essere iscritti alla biblioteca. Beh, già questo è un bel servizio. Molto, e questo è quello che nei mesi del lockdown è stato particolarmente apprezzato dai nostri utenti. Sì. Qualcosa di buono c'è stato, no? Assolutamente, assolutamente, sicuramente. Io ringrazio Cristina Marsili, direttrice della IOPI, responsabile di tutte le biblioteche comunali, e mi avvicino nuovamente, adesso stiamo sempre molto attenti alle distanze, perché è così, e mi avvicino a Martina Del Piccolo, Paolo Medeossi. Allora io vorrei che Martina riuscisse a riprendere Paolo Medeossi, perché è concentrato e sta seguendo Radio Magica, quindi vediamo se Martina riesce a riprendere tra il pubblico Paolo Medeossi, che non so se riusciremo a intervistarlo o meno, perché questa è l'ultima parte di Telefriuli Estate dedicata alla notte dei lettori. Abbiamo presentato 2 piatti del girone dei golosi, ma è davvero stata questa un'edizione molto ricca. Perché parlo già del passato? Perché insomma siamo alle fasi finali ed è la serata finale, diciamo, attesa da tanti, perché come abbiamo detto prima ci sarà Bruno Pizzul e poi ci sarà appunto Flora, ma anche Angelo Flora, ma non abbiamo ricordato Angelo Flora. Perché Dante è presente al festival in tutte le salse, visto che abbiamo i piatti, anche nella salsa ironica, comica e provocatoria. Abbiamo avuto la felice e divertente incursione teatrale durante l'inaugurazione del Teatro Incerto con C'è Comedie. Il titolo si riferisce proprio a questo anno dantesco, Dante in tutte le salse, quindi C'è Comedie, e l'impianto di un chiant, quindi loro hanno fatto una lettura semiseria di un canto della Divina Commedia, ci hanno emozionato, divertito, e questa sera alle ore 21 ci sarà Floramo con Processo a Dante. La domanda è: dove mettiamo Dante, dopo anche le polemiche che
no? Con i friulani, il cefasto, dove lo mettiamo? All'inferno, al purgatorio o al paradiso? Ecco, la risposta verrà data dalla sapienza, intelligenza, ironia di Floramo, che appunto ci darà questa sentenza e sentiremo se verrà condannato, perdonato, glorificato. Quindi abbiamo giocato con Floramo in questo, lui ha accettato, meraviglioso, sarà con noi alle ore 21 e poi appunto gran finale. Io vedo nei tuoi occhi tanta felicità, tanta gioia e questo vuol dire che ha funzionato tutto, è andato tutto come volevi? Sì, è andato tutto bene, tutto liscio, anche se ieri sera c'è stata un'inversione di appuntamento, ma quello è stato abbastanza alla fine divertente. Durante proprio la serata dedicata a Maurensi ci abbiamo invertito per un problema tecnico i 2 appuntamenti, ma è stato bello perché alla fine abbiamo detto qui si è creato il canone inverso, perché è proprio in senso contrario. È andato bene perché hanno partecipato tutti, ci sono stati anche appuntamenti, ci tengo a dirlo, dedicati ai giovani, come ricordava Cristina Marsilli con le biblioteche, e poi importante anche un incontro di ieri tra 2 professori scrittori, Maggi e Sbuels. Allora, Antonella Sbuels è una scrittrice che conosciamo qui, molto amata a Udine anche a livello nazionale, e poi Andrea Maggi che è il professore del collegio del reality, sì, e lui era in collegamento con noi proprio dal set e quindi li abbiamo messi in DAD, no? Una didattica a distanza, e hanno chiacchierato, dialogato su tematiche proprio rivolte ai giovani, no? Hanno scritto recentemente proprio 2 libri dedicati agli slanci, alle passioni dei ragazzi, e quindi è stato bello sentire le riflessioni di questo anno, perché non è stato facile per i ragazzi, e quindi sentire questo e parlare di questi banchi di scuola, dai banchi di scuola ai banchi della vita. Noi vi ricordiamo che siamo in live e in questo momento siamo proprio vicino qui al palco dove sta andando in live proprio Radio Magica. Vediamo che ci sono diverse persone coinvolte, quindi significa che sta funzionando, e ci sono dei ragazzi giovani, ma Paolo Medeossi è coinvoltissimo, quindi non riusciamo a intervistarlo, ci sarà un'altra occasione, però complimenti anche per questo tipo di iniziative. Sì, questo è importante perché come vedete c'è sul palco abbiamo anche la lingua dei segni, e questo insomma apre a tutti i linguaggi, rende partecipi tutti. Il tema dell'inclusione ci sta a cuore, Radio Magica si impegna in questo, e poi sono belle queste mappe perché sono racconti con i disegni che raccontano proprio il territorio, e quindi ecco, una caratteristica di questo festival è stato unire un po' la cultura alta del sommo poeta alla cultura leggera, e anche e soprattutto tenere ben a fuoco l'attenzione sulle eccellenze del territorio. Questo l'avete fatto in maniera eccellente. Martina Del Piccolo e Paolo Medeossi, che non riusciamo a portare qui, ma lo salutiamo e facciamo noi complimenti qui, davvero complimenti. Telefriuli Estate termina qui, ma sarà in replica questa sera alle 21, quindi Telefriuli Estate riprende il sabato e la domenica su Telefriuli per farvi vivere in diretta gli eventi in regione. Siamo partiti in bomba, come si dice, cara notte dei lettori, quindi complimenti davvero a Martina Del Piccolo e a tutti i volontari, tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, che sono tanto. Sì, siamo un bel gruppo e credo che questo sia stato il segreto, no? Lavorare tutti insieme, ci siamo divertiti nel farlo. Allora noi dicevamo, se ci stiamo divertendo noi c'è il rischio che si divertano anche gli altri. Qua arriva un buon profumino, io vi ricordo altri piatti che sono, perché sono troppo belli, le uova in purgatorio, non potete perdervele. Poi c'è Dante in toce con una polentina, e poi c'è il piatto Caronte, insomma ce n'è per tutti i gusti, e abbiamo voluto giocare anche con questo, ed è bellissimo avere questi piatti qui con noi. Venite a provarli a Udine, noi siamo in chiusura, ringrazio Martina Beraldo qui con me e regia Tiziano Campigotto, grazie a tutti voi per l'attenzione, venite a Udine, venite a riscoprire la notte dei lettori in questa nuova edizione, e noi vi auguriamo una buona serata con Telefriuli. Grazie a tutti, arrivederci.
Questa trasmissione è stata offerta da Come il Stile.